In Consiglio regionale si è discusso delle opere per mettere in sicurezza i territori attraversati dal tagliamento. Una traversa tra Spilimbergo di Gnano, un'opera di espansione a Madrisio e la diaframmatura degli argini. Interventi contestati da diversi comuni ma sostenuti dalla Giunta. Sentiamo che cosa è stato deciso in questo servizio di Alessandra Zigaina. Un confronto fra i tecnici indicati dai comuni interessati dalle opere e quelli dell'autorità di bacino che ha redatto il piano per la salvaguardia dei territori da piene anche potenzialmente catastrofiche del tagliamento. Lo propone una mozione presentata tra gli altri dal consigliere Maur Mair di Fratelli d'Italia. Sono emerse in commissione delle perplessità, è doveroso fare in modo che i tecnici dialoghino fra di loro. Dalle risposte che riceveremo credo che avremo un maggiore spirito di serenità nel comprendere dove andare per gestire quello che è una criticità, ovvero la gestione delle alluvioni del fiume Tagliamento. Maur Mair è dello stesso partito dell'assessore all'ambiente Scocimarro che sostiene il piano, una circostanza che ha spinto le opposizioni a parlare di spaccatura della maggioranza. La maggioranza sembra in totale confusione. L'assessore Scocimarro dice tutto e il suo contrario, passa dal fatto di dire che il ponte di Spilimbergo rischia di crollare in caso di piena a una traversa affiancata a un ponte, poi un ponte che fa anche da traversa. Insomma, è tempo di fare chiarezza perché il tagliamento e le popolazioni di Verasche non possono più aspettare. Scocimarro in aula però chiarisce nessun passo indietro, solo una ricerca della maggiore condivisione possibile e indica anche una scadenza, entro 6 mesi, la gara per la progettazione. A questo punto c'è chi si chiede a che cosa serva il confronto se è già tutto deciso. 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistre e Onsel votano contro la mozione, ma vota contro, diversamente dal suo partito, anche la consigliera Spagnol della Lega che non vuole perdite di tempo, ma una realizzazione spedita delle opere. Premettendo di volersi attenere al testo della mozione più che alle parole dell'assessore, votano a favore anche il PD e Patto per l'Autonomia.